Il comune di Gaglio ha proclamato il lutto cittadino per sabato prossimo 10 giugno, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Riccardo Baù, il trentenne di Stoccareddo, morto giovedì scorso a causa dello scoppio di un ordigno, un tubo esplosivo della prima guerra mondiale incastrato nel muro di casa. Il giovane, lo ricordiamo, era impegnato nei lavori di realizzazione del cappotto della sua abitazione quando con un flessibile ha tagliato quel maledetto tubo che usciva dalla muratura. Non un semplice tubo, ma un'arma bellica carica di esplosivo. La deflagrazione è stata tremenda, un boato che ha scosso l'intero paese. Riccardo Baù, rimasto gravemente ferito, era stato portato in elicottero al San Bortolo di Vicenza, dove, dopo qualche ora, è deceduto. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di dichiarare appunto il lutto cittadino per tutta la giornata di sabato, chiedendo a tutti i nostri concittadini un minimo di rispetto per questa tragica scomparsa. Chiediamo anche di annullare qualche manifestazione che è stata programmata proprio per sabato, per stare vicini e dare un segnale ancora forte come comunità a Riccardo, ma soprattutto anche ai familiari. Una famiglia sconvolta, quella di Riccardo, che per giorni ha atteso il nulla osta per la sepoltura del giovane tecnico caseario, ben voluto da tutti in paese. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato alle 10:30 nella chiesa di Stoccareddo.